Amici, ben ritrovati in una nuova puntata di Eventi del Territorio. Quest'oggi siamo a Tricchiana, precisamente in località Melere, e siamo alla 48esima edizione. Con noi il nostro carissimo amico Davide Bono, che è il presidente della Proloco. Davide, è un piacere essere qui perché è veramente una festa grandiosa. Raccontaci, innanzitutto come nasce e poi come si svolgerà questa 48esima edizione. Nasce appunto, come hai detto te, 48 anni fa da un giro in bicicletta che partiva da Tricchiana, doveva arrivare a Melere. È stato fatto un piccolo chiosco e poi da lì è nata la festa, quindi con 2 salsicce messe lì al volo, una damigiana di vino, poi è diventata quello che è tutto oggi, insomma. Allora, buonasera a tutti. Buonasera, ben ritrovato Michele. Sì, anche quest'anno siamo qua. Esatto. Mi dicevi a telecamere spente quasi 150 volontari, quindi un grazie enorme. Sì, quasi 150 ragazzi che ci aiutano. Volontari, raggiungiamo quasi 350-400 persone quindi, nell'arco dei 15 giorni, quindi abbiamo un gran numero di aiutanti, soprattutto esatto, perché grazie a loro facciamo la saga, quello che vedete dopo avete già visto. Sappiamo che gli eventi sono tantissimi perché la festa dura 15 giorni, è impossibile ricordarli tutti, però un breve riassunto lo facciamo fare a favore di telecamera. Sì, abbiamo piatti ce ne sono di un'infinità, ogni sera c'è un piatto diverso, dalla selvaggina al pesce, stasera per esempio c'erano i canederi, c'era il coniglio, spettacoli anche lì ce ne sono per tutti i gusti, dalla musica pop alle orchestre, alla musica rock, all'intrattenimento, insomma, prima di cena. E poi ci sono attività sportive, ci sono le pedonate, Nordic Walking, e l'ultimo giorno c'è la ciclopedonata, che è appunto l'evento che ha fatto nascere questa festa. Noi ringraziamo i ragazzi, i collaboratori, l'amministrazione comunale, i consiglieri, quindi anche noi che lavoriamo tutto l'anno, chi ci supporta. Sono tantissime persone che probabilmente non vedete venendo a trovare perché sono nelle retrovie delle cucine, o chi ci aiuta prima e poi nello smontare, rimontare e far tutto, quindi grazie, senza di loro, senza di noi non riusciamo a fare Melere. Quindi vi aspettiamo questa sera ormai, ma soprattutto le prossime serate. Siamo qua dal 1° di agosto al 15, quindi siamo qua tutte le sere, venite a trovarci. Michele, mi dicevi, prima mi hai fatto fare un giro turistico di questa bellissima location. Racconta anche ai telespettatori cosa abbiamo visto. Abbiamo fatto un giro sulla nuova vinoteca, il nostro pub, lo spazio giovani, le cucine, parte fondamentale di Melere. Ti ho fatto vedere il nostro orgoglio, sono le patate, perché le patate le facciamo, le pelliamo, le cuciniamo, quindi facciamo tutto in loco, non prendiamo niente di già pronto, i piatti li cuciniamo prima, facciamo tutto quanto noi. E sicuramente, visti i profumi che vengono fuori dalle cucine e viste le facce soddisfatte di chi è sotto i tavoli, la cucina ha fatto centro anche questa volta. Sì, dai, cerchiamo di fare il meglio, soprattutto perché comunque stiamo crescendo, quindi siamo contenti. Ci raccontavano a telecamere spente che questo luogo pian pianino è stato modernizzato, è stato allargato, è stato sistemato, quindi un lavoro veramente da Proloco. Sì, negli anni, con l'aiuto anche delle amministrazioni comunali che si sono succedute negli anni, siamo riusciti ad evolvere questo luogo, rendendolo un po' più fruibile sia durante l'anno, ma soprattutto anche più comodo per noi per allestire la festa in minor tempo, perché era un lavoro molto dispendioso dover costruire tutto da zero. Quindi abbiamo delle cucine nuove, delle piattaforme nuove dei luoghi dove mangiare, per la piattaforma nuova da ballo, e quindi anche per noi è molto più facile, e per le persone che arrivano è anche molto più comodo, molto più asciutto, e tutti lavoriamo meglio, insomma.
aspettiamo qua a 800, più di 800 metri di altitudine sopra il livello del mare. Quindi al fresco. Siamo in tanti, siamo 15 giorni, quindi ci sono per tutti i gusti, c'è lo sport, ci sono i spettacoli per i giovani, per i meno giovani, per gli amanti del liscio, per spettacoli di ogni genere. Abbiamo un po' di tutto, venite a trovarci una sera, sicuramente la trovate. Qua se fa caldo è fresco, se piove un po' meno, ma speriamo che abbia dato la prima sera, quindi vi aspettiamo. Da adesso in poi sarà Adesso tutto in basta, discesa. esatto, sì. Quindi Michele, adesso noi intanto ti ringraziamo. Grazie Diamo appuntamento a voi. tutti i telespettatori. Andiamo a mangiare un boccone. Andiamo a mangiare e a bere qualcosa. Perfetto, grazie Grazie mille. a tutti, grazie. Arrivederci, buona giornata. Ciao. Buon divertimento a tutti, vi aspettiamo a Melere.